La pioggia battente, l'asfalto scivoloso, poi lo schianto. Scenario di un'altra tragedia. La tremenda settimana veneziana non è finita. Dopo Savio Domenico Armeli e Gennaro Pagano, nel primo pomeriggio di oggi ha perso la vita Sara Colombo, trentenne di Chirignago. Terza croce in 3 giorni, ma stavolta i pirati della strada non c'entrano. Stavolta è stata una maledetta frazione di secondo a causare il sinistro. La frazione di secondo nella quale la trentenne avrebbe perso il controllo della sua Y10, invadendo la corsia opposta e schiantandosi contro un'altra vettura, una Fiat Punto, condotta da un trentenne di Milano. Erano le 13:30 circa, Sara viaggiava sulla Y10 rossa e stava per attraversare il cavalcavia sulla strada provinciale 81 a Crea, frazione di Spinea, ai confini con Mira. È qui, ai piedi del cavalcavia, che la tragedia si è consumata. Una dinamica ancora da chiarire nel suo insieme, ma l'ipotesi più probabile è che la trentenne sia finita nella corsia opposta proprio mentre l'altra auto sopraggiungeva. Terribile l'impatto che non le ha lasciato scampo. Ferito anche il conducente della Punto, anche se fortunatamente in modo lieve. Nessun altro testimone. Il giovane, pur sotto shock, ha lanciato subito l'allarme. Sul posto le pattuglie della polizia locale e i vigili del fuoco. Poco dopo lo schianto, l'auto di Sara, alimentata a GPL, ha iniziato a prendere fuoco, ma i pompieri hanno spento subito il principio del rogo. Per la ragazza non c'era già più nulla da fare. Ha trovato la morte incastrata tra le lamiere dell'auto e i sanitari del SUEM non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Il traffico in zona è andato in tilt per gran parte del pomeriggio.